Seconda corsa, 3 anni non vincitori di 15.000 euro in carriera. 1 Francis ZL, 2 Felicity AV, 3 GTP, 4 Forever AV, 5 Fortune Indal, 7 Fabres dei Greppi, 8 Fanello. Autostart in accelerazione con favorita Francis ZL numero 1 dello schieramento e sono partiti. Veloce proprio Francis ZL che mantiene l'iniziativa, all'esterno è veloce Fortune Indal, tra i cavalli GTP si sistema in corda Felicity AV, poi ancora Forever AV che precede Fanello, alla retroguardia Fabres dei Greppi. Primi 200 metri di corsa passati in 14,9 da Francis ZL che è in vantaggio, al suo esterno agisce GTP, in corda Felicity AV, quindi Forever AV, seconda pariglia per Fortune Indal, poi Fanello, Fabres dei Greppi, 400 metri in 30,5 da parte della leader e favorita Francis ZL che sulla curva di sinistra continua a guidare con un paio di lunghezze di vantaggio nei confronti dei rivali. Si mantiene in seconda posizione Felicity AV mentre galoppa Fortune Indal, GTP all'esterno, Forever AV terza in corda, poi Fanello che va a fare la seconda pariglia alle spalle di un GTP che stenta ad impegnarsi dopo un giro di corsa passato in 1-1-1. Alla retroguardia rimane Fabres dei Greppi. Sulla piegata di destra Francis ZL continua in vantaggio in controllo, Felicity AV nella sua scia, all'esterno GTP, in corda Forever AV, chilometro in 1:16,3. Da parte di Francis ZL che continua in vantaggio, Felicity AV che è nella sua scia e tende a spostare al largo, prova ad andare all'attacco, mano il pistone. In terza posizione rimane Forever AV mentre cala GTP. All'esterno prova a venire Fanello, Francis ZL che allunga sulla piegata conclusiva, Felicity che si mantiene nella sua scia, poi Forever AV, la piegata conclusiva passata in 14,7, la retta d'arrivo con Francis ZL che è in nettissimo vantaggio, Francis ZL che nel finale viene a vincere come vuole, al secondo galoppa Felicity AV, al secondo finisce Fabres dei Greppi, al terzo posto Fanello. 14,4 per la dirittura d'arrivo, 1,14,8 ragguaglio cronometrico per il successo di Francis ZL. Marco Stefani per il training di Mauro Baroncini, i colori della scuderia Fedila, la vittoria della femmina da Nadasheba e Oceania Noffin, coast to coast, vince come vuole, sagra di rotture in retta d'arrivo, pertanto al secondo posto finisce Fabres dei Greppi, al terzo Fanello, gli altri in rottura arrivo, in particolare Felicity e Forever AV. Fabres dei Greppi, eccolo nelle immagini transitare al secondo posto, al terzo finisce Fanello.